Euroregione.news. Covid, infermieri eroi o Novax? Per comprendere la situazione concreta relativa al personale della sanità abbiamo sentito Stefano Giglio, infermiere presso l'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale e presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Udine. È chiaro che la partita dei Novax è una partita importante perché i Novax stanno facendo un po' stanno aprendo una serie di preoccupazioni all'interno della gestione della questione sanitaria del Covid di non poco conto, perché se vediamo che la fascia al di sopra dei 60 anni insomma è una fascia che è molto limitata dal punto di vista dell'affluenza al vaccino, vuol dire che tocchiamo un ambito molto particolare, perché sono le persone anche forse probabilmente più vulnerabili, perché sopra i 60 cominciamo a vedere persone che sono pluripatologiche, che hanno 2 o 3 patologie croniche probabilmente da gestire, e il fatto di avere dei fattori di rischio importanti quali l'obesità, l'ipertensione, il diabete sono dei fattori, e se associamo il fatto che uno non è vaccinato sono dei fattori di rischio molto importanti per la possibile contrazione del Covid. E il Covid in queste situazioni ha avuto degli esiti molto più importanti, fino ad arrivare anche ad esiti infausti proprio in quelle persone che erano maggiormente colpite da obesità, da ipertensione, da diabete. Se magari si associano anche delle patologie respiratorie già pregresse, tipo un bronchitico cronico o magari un asmatico, insomma abbiamo visto degli esiti veramente più drammatici, fino ad arrivare a esiti anche veramente infausti. Il 90% delle persone che abbiamo accolto all'interno della terapia intensiva Covid erano persone che non erano vaccinate, e quindi in questo momento, con tutta la polemica che ci può stare, sperimentazione, non sperimentazione, vaccino obbligatorio, non obbligatorio, in questo momento in cui è assodato che non c'è una terapia efficace ed ufficiale per il Covid, l'unica arma che abbiamo a disposizione è quella della vaccinazione. Anche perché effettivamente i casi di persone che abbiamo accolto all'interno della terapia intensiva, che erano comunque vaccinati o vaccinati con una sola dose, erano delle persone che avevano delle patologie importanti, immunodepressi, e che quindi erano maggiormente vulnerabili al problema dell'infezione da Covid. Però dobbiamo anche essere sinceri ed onesti nel fatto che, e io l'ho provato sulla mia pelle, il fatto semplicemente di portare la mascherina non mi ha fatto mai avere un problema respiratorio all'interno di tutto il periodo che è passato, sia dal Covid ma anche l'inverno scorso, e anche le affezioni respiratorie che sono legate banalmente alle riniti acute da pollini o estive o primaverili, io non le ho avute. Quindi questo ci fa capire come un banale metodo di prevenzione, che può essere la mascherina, ma come anche il lavaggio delle mani e il distanziamento sociale, ci ha tenuto lontano. Non abbiamo avuto dei casi di influenza, o non li abbiamo riconosciuti come tali, questi i possibili casi di influenza, come in passato, ma semplicemente perché la popolazione aveva un sistema di protezione importante, che è quello della mascherina. E quindi questo ci fa riflettere probabilmente anche su dei comportamenti che probabilmente dovremmo adottare anche per il futuro, che sono quelli ovviamente del lavaggio delle mani, perché la sanificazione delle mani è uno dei primi sistemi di protezione dalle malattie, dalle affezioni, dai contagi per i virus. Ma il distanziamento sociale, d'accordo, questo fa parte un po' del nostro vissuto personale, perché ci sono persone che amano gli assembramenti e persone che non le amano, però il fatto di usare la mascherina in periodi dell'anno dove siamo più fortemente soggetti o vulnerabili alle malattie da affezioni respiratorie, probabilmente dovremo tenerne conto da qui in avanti, se vogliamo magari proteggerci. Poi chiaramente i problemi all'interno della sanità regionale sono infiniti, ma principalmente la carenza di personale è cronica ed è devastante in tutti gli ambiti della sanità ospedaliera piuttosto che territoriale, e su questo gli ordini si stanno facendo promotori di tentare anno dopo anno quello che è un tema importante, che è l'aumento dei posti
per la formazione del personale del futuro personale ospedaliero, quindi all'interno dell'università, e quest'anno saranno 340 i posti messi a bando per l'università nelle 2 sedi di Udine e di Pordenone. È chiaro che è un tema anche questo importante, perché dovremmo cercare di poter garantire un aumento dei posti messi a bando e quindi una maggiore affluenza di ragazzi verso questa professione, però dobbiamo cercare anche di essere molto più appetibili nei confronti come attrattività a questa professione. Io ricordo che negli ultimi 30 anni abbiamo vissuto 2 grossi passaggi importanti, che sono stati quello del passaggio di categoria dalla C alla D, che ha portato veramente un vantaggio anche dal punto di vista economico, e quindi questo ha fatto diventare le professioni molto più appetibili, e l'altro è stato un passaggio di un rinnovo contrattuale molto importante negli anni 90, dove in quel contesto insomma c'è stato, diciamo così, un innalzamento degli stipendi per il personale infermieristico, e quindi anche lì si è vista un importante incremento nell'afflusso dei possibili nuovi infermieri all'interno dei corsi di formazione, quella volta territoriali, adesso di laurea. Però dobbiamo chiederci se la nostra professione si merita qualcosa di più, perché se si merita qualcosa di più perché siamo in grado di dare qualcosa di più, dobbiamo cercare di essere effettivamente un po' più appetibili anche dal punto di vista degli stipendi medi, perché in questo momento c'è uno scarso scostamento tra quelle che sono gli stipendi dal punto di vista dell'infermiere più o meno specializzato rispetto al personale di supporto. Ci sono veramente poche centinaia di euro di differenza, con delle responsabilità completamente diverse, con degli impegni sia dal punto di vista fisico che mentale completamente diversi, perché abbiamo sulle spalle la responsabilità della presa in carico delle persone sia all'interno degli ospedali ma come anche del territorio, della presa in carico dei problemi di salute delle persone, e cerchiamo di risolverli quanto più possiamo e con tutte le risorse che abbiamo. Quindi siamo una professione laureata, una professione intellettuale al pari. Abbiamo da 3 anni a questa parte, la nostra professione si è giovata anche del fatto di diventare ordine rispetto al periodo pre-2019, dove eravamo collegi professionali, quindi siamo diventati una professione a tutto tondo, però dobbiamo anche pretendere un trattamento da professionisti a tutto tondo, e quindi questo vuol dire che la politica, ma come anche i soggetti che sono gli interlocutori principali nella gestione tra Stato e enti preposti alla contrattazione collettiva per i contratti collettivi nazionali, devono mettersi veramente una mano non solo sulla coscienza ma anche sul portafoglio. In questo momento devono cercare di concederci veramente il salto necessario a far sì che questa professione possa decollare in tutti i sensi. Il reclutamento del personale, che come abbiamo detto prima, un po' per il problema della formazione, che dobbiamo vederla proiettata nel triennio o nel quadriennio medio da qui in avanti, ma soprattutto però dobbiamo vederla anche all'interno di una riorganizzazione di tutto quello che è la fotografia attuale. Vuol dire rivedere le organizzazioni interne degli ospedali più o meno grandi, rivedere probabilmente i mandati degli ospedali più piccoli che in questo momento devono essere riconvertiti ad altre strutture, e rivedere probabilmente anche come dicevo, le organizzazioni interne, perché ancora viviamo con delle funzioni doppie che in teoria dovrebbero essere accorpate tra di loro per evitare doppioni in sostanza, e quindi qui si potrebbe andare a recuperare sicuramente delle fette di personale che potrebbero essere riutilizzate o all'interno degli ospedali in altri ambiti, o shiftando il personale verso il territorio dove c'è in questo momento un maggior afflusso. Territorio che, come abbiamo detto prima, soffre delle cronicità, ma in questo momento abbiamo visto anche che sarebbe stato l'anello
che in questo momento è stato definito forse come l'anello più debole, però sarebbe stato l'anello più forte se avesse avuto lo sviluppo idoneo, se avesse avuto le risorse necessarie, perché avrebbe fatto anche da gran filtro anche nella gestione del Covid, se fossimo stati in grado di riconoscere per tempo le prime affezioni patologiche che si manifestavano nelle persone, li avremmo probabilmente trattati direttamente a domicilio, avremmo potuto probabilmente evitare ospedalizzazioni improprie in momenti tardivi della patologia, perché di fatto quando la persona arriva con un problema, in questo momento, se prendiamo sempre il Covid come esempio, se arriva all'osservazione ospedaliera in un pronto soccorso, una persona che ha dei problemi di Covid arriva in un momento quando ormai non riesce più a compensare le problematiche, quindi è un momento già tardivo e quindi lì si deve già passare a delle attività molto più invasive fino ad arrivare anche probabilmente ai ricoveri in terapia intensiva. Ma se noi avessimo trattato le prime affezioni respiratorie, i primi sintomi a domicilio con determinati accorgimenti, forse probabilmente avremmo anche evitato tante ospedalizzazioni di pazienti che magari avevano delle condizioni borderline, ma che poi dopo all'interno degli ospedali, vivendo anche in comunità, probabilmente hanno anche peggiorato le loro condizioni. Quindi non sappiamo che esiti abbiamo creato, non lo possiamo sapere, lo vedremo solamente nel tempo, però in realtà ci siamo accorti che probabilmente avremmo potuto gestire molti di questi pazienti a domicilio con modalità diverse, con un impegno diverso, gravando meno sulle ospedalizzazioni in senso vero e proprio. Inoltre, l'altro problema collegato sempre al tema Covid è il problema delle vaccinazioni. Ora, in questo momento noi siamo molto impegnati dal punto di vista di ordine professionale, siamo in stretta collaborazione anche con la Regione, con la Direzione Centrale della Salute, perché chiaramente lo Stato, con il decreto aprile, con poi le ultime indicazioni che erano state introdotte a maggio, ci ha obbligato a trasferire alla Direzione Centrale della Salute e quindi alla Regione l'elenco completo di tutte le persone, tutti gli iscritti ai nostri 2 albi, sono l'albo degli infermieri e degli infermieri pediatrici, affinché si facciano i controlli incrociati per valutare quanti di questi professionisti si sono vaccinati e quanti non si sono vaccinati. Se parliamo per l'ordine di Udine abbiamo 4.200 iscritti, però molti dei nostri iscritti lavorano in altre regioni, sono iscritti da noi però lavorano in realtà che non sono ospedaliere ma magari sono di enti privati oppure sono dei liberi professionisti, come pure abbiamo molti di questi infermieri che sono iscritti ai nostri albi ma vengono da altre regioni. E quindi i dati vanno incrociati e depurati nella loro essenzialità e capire quelli che per esempio a noi risultano come non vaccinati, se in realtà si sono vaccinati in altre zone d'Italia perché lavorano in altri ospedali e quindi dovranno fornirci la documentazione necessaria per attestare la loro vaccinazione. Detto questo, appena riceveremo gli elenchi che ci fornirà la Direzione Centrale della Salute, il Dipartimento di Prevenzione, appena ci fornirà gli elenchi completi, noi riuniremo immediatamente il Consiglio Direttivo prenderà atto di questi elenchi. La vera sospensione non dipende in primo atto da noi, ma noi prendiamo solamente atto di quello che ha già deciso il Dipartimento di Prevenzione e le aziende. Noi dobbiamo semplicemente sospenderli dal punto di vista di iscrizione all'albo. Il momento in cui poi il datore di lavoro o il Dipartimento di Prevenzione ci comunicherà l'elenco di coloro i quali hanno chiesto di vaccinarsi e quindi hanno prenotato la vaccinazione o si sono già vaccinati in altre realtà, noi non faremo altro rinnovare la loro iscrizione e quindi la renderemo abili a poter svolgere l'attività professionale, anche perché l'iscrizione all'albo professionale è uno dei prerequisiti fondamentali, come la formazione, no? La formazione specifica per poter esercitare la professione, perché non dobbiamo dimenticare che non essere iscritti all'albo non vuol dire che se il datore di lavoro, per esempio l'azienda ospedaliera di Udine, mi ha sospeso, io posso fare il libero professionista in un altro ente o in un altro luogo, non posso esercitare la professione, di fatto sono in esercizio abusivo della professione e quindi questo è un tema molto importante. Probabilmente, visti i numeri
che si sono raggiunti a Pordenone dal punto di vista di densità territoriale e di numero anche di iscritti all'ordine. L'ordine di Pordenone ha circa 1 migliaio in meno a noi, ma se noi vediamo la densità sul territorio e quindi il fatto di avere molti più dipendenti all'interno dell'azienda Friuli Centrale, il fatto di avere anche circa 1500 iscritti in più, ci fa pensare che probabilmente i nostri numeri di non vaccinati potrebbero essere il doppio se non il triplo, e quindi questo vuol dire mettere in crisi sicuramente le organizzazioni ospedaliere. Dopodiché speriamo e confidiamo che invece il singolo iscritto, il singolo professionista, sia come professionista ma anche come cittadino, si metta una mano sulla coscienza, scansi in maniera definitiva quelle che sono un po' tutte le fake news, un po' tutte quei messaggi distorti che arrivano dai vari social, dai vari gruppi di persone Novax che probabilmente sono abbracciati da mentalità un po' lontane da quelle che può essere la scienza e le evidenze scientifiche, le buone pratiche che sono invece, che dovrebbero essere a supporto di quella che è la nostra professione, e che quindi insomma si convincano che la vaccinazione è l'unico metodo che in questo momento abbiamo per cercare di ritornare a una normalità. È vero che la politica forse probabilmente non ci aiuta da questo punto di vista, perché io sono estremamente convinto che probabilmente un'obbligatorietà del vaccino ci avrebbe portato sicuramente ad un'obbligatorietà a 360 gradi ci avrebbe portato probabilmente a risultati diversi in tempi probabilmente diversi. È vero che siamo nel 2021 e non siamo più nel 1970, dove probabilmente le scelte politiche forse erano un pochettino più semplici rispetto agli anni attuali, però è vero che abbiamo anche una coscienza personale che dovrebbe aiutarci a capire dove sta la verità delle cose, mentre invece siamo probabilmente in posti diametralmente opposti ancora per quanto riguarda qualcuno. Io credo che lì probabilmente avremmo fatto un'informazione migliore se l'informazione fosse stata un po' più univoca, un po' più concentrata a determinati canali e non consentita a tutti, dai talk show fino alle interviste di osteria, fino al medico Novax piuttosto che il Vax. Avremmo dovuto probabilmente essere un po' più professionisti da questo punto di vista, tutti, sia gli addetti ai lavori che i non addetti ai lavori, gli organi di stampa piuttosto che anche probabilmente i social stessi avrebbero dovuto essere in grado di filtrare. Per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news